hai, per cui se qualcuno vuole venire, semmai Simona, ok? Simona. Vieni. Simona è il prototipo della ragazza che non è la Rai. Ok, e tu sei il fan. Tu sei il perfetto. fan. Ok. Sono 5 personaggi. Il primo personaggio è il personaggio che io ho catalogato sotto il nome di l'indemoniato. L'indemoniato ti corre incontro, ti apre lo sportello, a volte prima ancora che tu abbia tirato il freno a mano, ti mette in mano un foglio e ti fa: scrivi. A Sergio, scrivi. A Sergio Coamo. Guarda su. Ridi, guarda su. E a Sergio, che hai scritto? Ma che hai scritto con simpatia? No, con simpatia. Coamore. Oddio, ce n'è un'altra. A Sergio Coamore! Questo era il personaggio dell'indemoniato. Il secondo è il personaggio dell'interessato. L'interessato ha delle affinità con l'indemoniato. Infatti anche lui ti corre incontro, anche lui ti apre lo sportello, soltanto che a differenza dell'indemoniato ti adula. Cioè, tu lo sai che sei veramente fighissima? Cioè, io ti seguo, ti guardo, ti vedo tutti i giorni, a volte ti registro pure. Senti un po', ma tu se volessi suonare a tromba, sì, cioè io ti vedo sempre. Cioè, tu sei veramente figa. Senti una cosa, ti volevo dire, ma tu ci parli con tutte le ragazze? Cioè, tu parli con Miriana, Francesca, certe volte pure con Ilaria, ok? Allora, senti, facciamo una cosa. Allora, tu questo me lo dai a Francesca, questo invece me lo dai a Miriana, questo me lo dai a Ilaria. Poi, queste sono le lettere, non ti preoccupare perché c'è il mittente sopra, non te lo devi preoccupare di cercarle. Senti, allora, questa è la lista delle fotografie. Quindi tu, la macchinetta è già carica, l'importante è che ti metti a 2 metri perché sennò il flash non viene bene. Ok? Senti, al limite, se c'hai un po' di tempo, una fotina, fatela pure te, va bene? Ciao, Palla, ciao! Ce n'è un altro. Il terzo invece è quello dello snob. Ora capirete perché. Infatti esordisce... Ti tolgo tutta la cosa, ma... Infatti esordisce così. Oddio. Sì, t'ho visto. Tu sei quella che canta. Non canti? No, adesso sei quella che fa Romagnati. Non fai Romagnati? No, adesso. No, scusate, adesso. Tu sei quella che sta in piscina? Non stai in piscina? Vabbè, allora ti saluto, ok? Ciao, bella. Miriana! Lui vede solamente Miriana, cioè vede solamente le ragazze importanti. Il quarto personaggio è il personaggio del timido, che non si sognerebbe mai assolutamente di correrti incontro, infatti di solito arriva così perché l'hanno spinto. Senti, scusa, che me la faresti una dedica? Si mette lontano. Me la faresti una dedica? Mi chiamo Alfonso. Grazie. Sai, ci sarebbe un mio amico, se ci possiamo fare... No. Grazie, sei stata gentile. Grazie. E l'ultimo personaggio, siamo arrivati all'ultimo. L'ultimo personaggio io l'ho chiamato come anticomunicativo. Penna. Basta. Bravissima Patrizia! Brava, hai colto veramente gli aspetti fondamentali. Permetti una cosa però, Sabrina. Io volevo dire una cosa. Volevo ringraziare però tutti i ragazzi che sono qui fuori, che ogni giorno sono veramente infatti, docilissimi ringraziateli perché è grazie a loro che noi lavoriamo, siamo contente. Tutte le cose, mi riporto via tutto. Dobbiamo ringraziarli veramente. Ragazzi, è stata una cosa spiritosa, non ve la prendete, Spero che vi siate riconosciuti simpaticamente in questo piccolo quadro. Ma adesso io vorrei salutare una delle nostre ragazze più silenziose, è l'angelo muto del prosciutto cotto. Io vorrei far salire qui Barbara Trani per una brevissima intervista per farti conoscere a tutti i ragazzi che mi hanno scritto chiedendomi di te. Allora, innanzitutto quanti anni hai? 22. Barbara è molto emozionata, vero Barbara? Lei è molto timida. Allora, Barbara, ma c'è qualcosa in particolare di cui ti vergogni? Perché sei così timida? Che cos'è che proprio ti imbarazza? Qui dici. Ma in genere, nella vita, la cosa... sta diventando vagamente... Io sono così dappertutto, non solamente qui. Tu sei proprio una ragazza timida. Senti, anche quando
Ecco, per esempio, quando c'è un ragazzo che ti piace tantissimo da No, impazzire. con i ragazzi no. Tu con i ragazzi non sei timida. Ma scusa, quando ti piace un ragazzo, per esempio, come fai a farglielo capire? No, io con i ragazzi sono spigliatissima, molto estroversa. Ah sì? Ma A volte anche finta timida. a volte anche finta timida. Ah, questo è tutto un personaggio che tu ti sei creata. vabbè. No, sei veramente timida? Sì, sì. Ma ti è mai capitato di provare talmente tanta, non so, tanta più... Scusate, mentre io facevo questa domanda che avrebbe cambiato la mia vita e forse anche la vostra, mi hanno appena comunicato dalla regia che infatti io devo chiudere. Bastano pochi secondi ancora per dirvi ciao, ciao ragazzi, ci vediamo domani. Spero di poter continuare ancora a fare qualche piccola domanda a Barbara. Ciao!